meglio? Bene. Allora, buonasera, benvenuti a tutti a nome del Banathlon Club di Udine. Ringrazio per la presenza dell'autorità e rappresentanti della stampa. Il Banathlon Club ha una mission che è quella di promuovere l'etica nello sport e il fair play. I grandi campioni hanno una responsabilità, oltre a quella ovvia di portare i risultati naturalmente per i colori che rappresentano, ma è l'esempio che danno al pubblico e soprattutto ai giovani che nello sport vedono un importante strumento di formazione. Oggi abbiamo deciso di promuovere questo messaggio dedicando la serata al mondo del basket. Siamo lieti di ospitare due grandi squadre del basket del Friuli Venezia Giulia, protagoniste di accese competizioni e prossime al confronto, il derby di ritorno che si giocherà a Trieste domenica prossima. Abbiamo l'Alma Pallacanestro Trieste, rappresentata dal presidente Gianluca Mauro in questo momento, ma saranno in arrivo anche altri supporti della squadra, e Abu GSA di Udine, rappresentata dal presidente Alessandro Pedone, dal general manager Davide Mikalic e dal capitano Michele Ferrari. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Silvia De Michelis, alla quale passo. Grazie. Allora, buonasera a tutti, è sicuramente un piacere poter moderare questo che insomma sarà un confronto che ha sicuramente tanti temi e tanti spunti. Approfittando del fatto che abbiamo i presidenti ma non abbiamo ancora entrambi i capitani, io partirei proprio dai presidenti. Per dovere di ospitalità partiamo giustamente da chi arriva più lontano. Allora, sicuramente insomma, i motivi di interesse rispetto al derby sono sempre tanti, è una partita che gli allenatori dicono sempre si prepara da sola. In questo momento ovviamente la situazione delle squadre dal punto di vista della classifica è molto diversa. Quindi partiamo da come si sta preparando Trieste e insomma come vive l'avvicinamento al derby. Insomma, tanto io non sono così lontano perché abito a Codrone. Allora. Per me non è stato questa gran fatica. Come ben sanno a Trieste, anche se non c'è il capitano, ma tanto glielo ripeto, io sono orgogliosamente friulano, parlo orgogliosamente il friulano anche in palazzetto con i miei familiari e con i miei amici che vengono delle partite. Questa è una cosa che comunque ho sempre detto, lo sa De Grassi, che penso sia qua, e lui sa che nella trasferta di Mantova con Callussi parlavamo in friulano, sono abbastanza, come dire, talebano e convinto di questa mia cosa, ma a parte questa, insomma, noi ci stiamo preparando. Secondo me le situazioni non sono poi così tanto differenti, anche perché il campionato di Serie A2 è un campionato che comunque vede una promozione su 32 squadre. Mi pare che Udine, io so che Mikalic e il presidente Pedone faranno i loro debiti scongiuri, ma li faccio anch'io, insomma, compreso il capitano, però insomma là è difficile che non ci arrivino. Faccio le corna io, però sarebbe veramente una spiega. Altri gesti sul tavolo. Sarebbe veramente una roba un po' fuori dalla divina grazia, però quindi. Però diciamo che insomma poi i playoff li avete già nella matematica. Sì, li abbiamo nella matematica, poi c'è un primo posto per esperienza, sì, per esperienza personale, insomma, il mio primo anno l'anno scorso, diciamo da dirigente, ha portato comunque noi in finale con Virtus, che di sicuro non eravamo quelli che dovevano essere lì. Poi per una serie di cose ci siamo riusciti, siamo arrivati fino là e quindi è andata bene così. Quindi si rinizia un campionato, si rinizia dalla sfida di domenica, vinca il migliore, speriamo noi, e basta. Cioè, almeno noi la stiamo vivendo con un'estrema tranquillità. Io penso che sia più un problema di tifoserie, di campanile. Cioè, d'altronde il basket in Serie A, un confronto tra Udine e Trieste non si vedeva da molti anni, si è ricominciato l'anno scorso e questo non può essere che una cosa positiva, perché significa che il movimento in regione è più
più che mai vivo e più che mai entusiasta e insomma possiamo anche dirlo, Presidente, forse andiamo un po' meglio del calcio noi, quindi questo è, ma non in termini di risultati, anche in termini numerici, insomma io vedo, il Messaggero lo leggo, non è che ho altri giornali da leggere quando bevo il caffè, insomma, a Udine il palazzetto è sempre pieno da quando siete tornati a giocare al Carnera, a Trieste insomma non è sempre pieno, però insomma le cifre sono il doppio, quindi vuol dire che il movimento esiste, vuol dire che è stato fatto un lavoro a livello della provincia di Udine e a livello di Trieste, sono stati fatti 2 eccellenti lavori e questo insomma è merito un po' mio e un po' tanto di quello che magari parlo del Friuli e seduto dall'altra parte del Presidente Pedone, quindi bisogna anche dar atto che le cose reali sono queste, quindi io penso Alessandro che insomma, tutto si può dire tranne che in questi ultimi... Ho detto la stessa cosa a Pippo. Esatto. Esattamente Che in questi anni ci siano state delle persone... Mi scuso molto del ritardo, scusate. Abbiamo finito molto tardi veramente. Quindi no. Ciao. Ben trovato. Abbiamo fatto posti. Quindi dico, molto è stato fatto, sono stati fatti molti investimenti che comunque è una cosa da poco e adesso stiamo secondo me raccogliendo i frutti di questo lavoro che è stato fatto in questi anni, quindi forse ci possiamo anche dire bravi, sottovoce, ma ci possiamo dire bravi se grazie a noi, non grazie a noi, grazie anche a noi, magari il movimento riprende ad essere quello che una volta era il Friuli Venezia Giulia, che comunque è una culla di questo sport, quindi questa è un po' la situazione. Bene. Quindi anche al Presidente Pedone ovviamente chiediamo come state vivendo l'avvicinamento con il fatto che insomma questi 2 punti per la matematica dei playoff sicuramente hanno un peso diverso nell'affrontare le ultime 2 partite che mancano qui della regular season. Allora, innanzitutto ringrazio delle belle parole del Presidente Mauro, a cui mi unisco a quello che ha detto. Proprio sui numeri oggi ho telefonato un giornalista del Picco, ho fatto un'intervista a Tavola a Milano, ho fatto un'intervista in cui ho detto esattamente le stesse cose, cioè noi dobbiamo andare fieri del fatto innanzitutto che tra Udine e Trieste mettiamo circa 10.000 persone ogni domenica nei rispettivi palazzetti. Ovviamente Trieste è una città più grande, ha un contenitore più grande, ma tutti e due stiamo saturando praticamente quelli che sono i posti possibili nei rispettivi palazzi. Questa è una cosa meravigliosa, considerato che prima Trieste e poi Udine purtroppo il basket di Serie A era venuto meno e quindi, come dice il Presidente Mauro, un pochino dobbiamo guardarci allo specchio e dirci bravi. Udine, in questo momento noi viviamo un momento differente da Trieste, in quanto purtroppo poco da nasconderci, ma nelle ultime 3 o 4 partite, anche 5 sicuramente, abbiamo un po' perso smalto rispetto a quello che è il nostro abituale gioco, soprattutto in difesa, in attacco non siamo mai stati fortemente graffianti e quindi questa cosa ha comportato questa serie di filotto di 3 sconfitte consecutive dove siamo andati a regalare veramente anche punti sinceramente, ma questo è lo sport, è giusto così, chi ha vinto meritatamente. Oggi quindi noi arriviamo a Trieste con 2 partite ancora da giocare, di cui una praticamente in salita, con una salita ad alzo del 25%, che è quella di domenica prossima, e una successiva in linea teorica più abbordabile, che è quella con Imola. Ma io non credo a questo, credo al fatto che noi dobbiamo andare a Trieste e cercare di riesprimere il nostro gioco, innanzitutto. Cioè noi dobbiamo cercare di andare a Trieste a dimostrare che pasta siamo fatti innanzitutto in difesa, far girare la palla in maniera un po' diversa rispetto a quello che abbiamo fatto ultimamente, dove siamo diventati purtroppo troppo prevedibili e questo ha comportato delle sconfitte secondo me scritte, cioè era chiaro che su giocando in quel modo saremmo stati sconfitti.
con una Trieste che oggettivamente è in bomba, sta giocando molto bene ed è arrivata ad un'unità di squadra importante che si vede, che si respira al di là del singolo. Oggi mi chiedeva il piccolo, ma chi toglieresti a Trieste come giocatore, chi vorresti che non giocasse? Sembra una domanda difficile. Sì, io ho detto, guarda, non ho uno particolarmente che voglio che non giochi o meno, perché Trieste ha dimostrato nel tempo un'unità assolutamente di gioco, molto bella anche da vedere, che giustamente li ha portati a stare dove stanno. Noi l'abbiamo un po' smarrita, speriamo proprio questa domenica di riprendere con un'unità di team che un pochino è venuta meno nelle ultime partite. Innanzitutto su quello che è il sacrificio in difesa, che è la caratteristica delle squadre di Lando, e quindi io credo che questo sarà la chiave di lettura della partita, al di là del risultato sinceramente. Per me è già un grandissimo risultato che hanno fatto un sold out, anche perché avete 7.000 posti, sono qui, quindi insomma non è Magari semplice. 7.000 se ne tagliano. Ufficialmente sono Quanti ne quanti? hai? 6.003. Vabbè, insomma, un bel numero, è doppio, quasi il doppio di Udine, insomma, quindi riempirlo non è credo semplicissimo, e pertanto comunque un sold out, come diceva giustamente Mauro, è un ottimo risultato per il movimento. Dopodiché ci sarà una partita, ci saranno tutti gli sfottò doverosi, ripeto, doverosi, bellissima la maglia bianco-nera anche l'avete fatto prima di aprire, io ero fuori Italia, mi hanno mandato spiritosissimo, ci saranno tutti gli sportori del caso e mica, come dice correttamente, il migliore. Questo lo penso anch'io, ma già il movimento ha vinto con tutti i sold out di Udine fatti quest'anno e i sold out di Puglia. Questa è la mia idea. Allora, una caratteristica che entrambe le squadre hanno in questo momento è che in entrambi i casi è arrivato un rinforzo, quindi insomma, ci saranno elementi ulteriori forze fresche, diciamo, per la seconda fase. Sì, diciamo che noi avevamo un roster già lungo, noi quest'anno purtroppo abbiamo avuto, nonostante il nostro primo posto in classifica, nonostante la situazione certo a noi favorevole, abbiamo avuto un anno difficile. Nonostante avessimo comunque 11 giocatori senior, siamo sempre andati in panchina in 9 o in 10, perché comunque abbiamo sempre avuto un giocatore infortunato, a partire da Bowers fino all'ultimo che mi pare è stato Ziga la settimana scorsa. Quindi diciamo che se non l'avessimo fatto così sarebbe stata un po' duretta andare avanti. L'abbiamo fatto perché siamo stati costretti, perché abbiamo scoperto l'infortunio di Daros quando non lo sapevamo. Quindi l'ultimo rinforzo non arriva a caso, perché comunque abbiamo Fernandez che non è in perfette condizioni, per cui il conto avevo dovuto comprarne 12 per riuscire a giocare 10. Questa è la verità. Non sta a dire. Ecco, diciamo che ci sia solidarietà. Da questo punto di vista penso che entrambe le squadre quest'anno, io dicevo che da noi per il secondo allenatore è stato male, quindi penso di essere l'unico che non ha avuto la ferra, ma non serve niente. Questa è la situazione. Io penso che sono due buoni rinforzi. Adesso vedremo se questi rinforzi, oltre che sulla carta, sono dei buoni nostri. Insomma, un paio di partite le ha già fatte. Speriamo che il vostro giochi contro Imola, così non testate. È uguale. No, mi sa che non è proprio quella l'idea. Seguivamo Tre Copain da un po', perché purtroppo avevamo un'involuzione in cabina di regia che andava avanti da un po' di tempo e ci siamo decisi alla fine di forzare la mano, anche perché siamo scivolati, come sai, al quinto posto con una classifica incredibile, cioè, perché al di là di Trieste che riesce comunque a smettare serenamente, per il resto c'è un traffico impressionante, perché in 4 punti siamo tutti lì, quindi veramente a mio avviso non si poteva rimandare. Io dopo ho visto la partita, ero all'estero, ho visto la partita con rimosso.
con quei signori con la maglia diversa e sinceramente era notte da me, cosa? Bergamo. Sì, Ma non lo volevamo dire. No, se poi con Bergamo noi c'è Trieste, ma c'è anche Bergamo con cui abbiamo un rapporto piuttosto particolare da anni. All'insegna del fair play. Sì, no, all'insegna del fair play, anche dai tempi di Micchia, insomma. Tra l'altro io l'ho vista con un amico imprenditore di Udine che era socio del presidente di Bergamo, che insomma eravamo anche lì, insomma. Detto questo, già la notte, per me la notte qui ancora in Italia, mi sono convinto che questa cosa bisognava assolutamente sbloccarla. Avevamo qualche idea, uno tra l'altro l'ha preso Treviglio che ha anche esordito in maniera eccezionale la settimana scorsa, che ha anche una media di 8 punti a partita, il nostro è una media di 16, speriamo bene, però insomma come dice giustamente il presidente di Trieste, loro è un bel giocatore, ho visto complimenti, un bel giocatore, l'avevo anche osservato. Noi siamo andati sull'americano avendo la seconda possibilità di un tesseramento americano, certo che mentre loro è rodato, il nostro è veramente un one shot, parte pronti via, su un clima infuocato come quello che ci attende a Trieste e quindi chiaramente per noi è un po' buttare un po' oltre l'ostacolo. Per ora quelli che sono i risultati di allenamento ci fanno ben sperare perché il giocatore è ben allenato e ben preparato a livello atletico. È chiaro che non bisogna dargli troppa responsabilità in termini di punti fatti piuttosto che di l'ombra del partito, ecco, non è quello che ci aspettiamo perché non è quello il tipo di squadra, noi non abbiamo una squadra dove c'è uno che ne fa 30, anzi quando l'abbiamo avuto andammo in crisi nera perché non è il tipo di allenamento che abbiamo, il nostro tipo di allenatore preferisce una omogeneità diciamo di azione molto ben distribuita e quando si trova giocatori di quel tipo la squadra non reagisce come si spera, ecco, non siamo faccinosi, ci sono alcune che hanno un paio di giocatori fenomenali, poi poco contorno, eppure sono lì con noi e quindi alla fine i numeri gli danno ragione anche a loro, però è una gestione diversa. Noi siamo facciamo un altro tipo di pallacanestro, forse un po' più vecchiotta da un punto di vista di estetica, francamente, però è quello che è il nostro basket, è quello il basket che facciamo, un po' meno spettacolare, un po' più costruito passo passo, comunque corale, assolutamente corale. Se nel coro qualcuno stona, la nostra squadra va un po' in difficoltà. Questa è la verità. Abbiamo comunque un roster lungo, come dice giustamente Mauro, senza roster lungo, soprattutto il campionato di quest'anno, di cui il livello tecnico secondo me si è ulteriormente alzato rispetto a quello già alto dell'anno scorso, non vai da nessuna parte, questa è la mia idea, o perlomeno non arrivi molto in là. Anche perché anche le ultime avete visto nessuno vuole perdere, cioè questo è un campionato in cui nessuno vuole perdere, è un meraviglioso campionato da un punto di vista di basket espresso, di qualità, infatti ci si è divertiti molto oltre la mena quest'anno, adesso vediamo di divertirci di più e di portare a casa quello che giustamente Mauro dice dovrebbe essere un risultato scontato, ma che scontato non è perché purtroppo i campionati non li fai con le figurine ma li fai vincendo. Bene, io coinvolgerei anche... Non c'è il pareggio. Perché questo non c'è sport, non c'è il pareggio no. Allora, partiamo sempre dagli ospiti, Michele ce lo concedi, perfetto, quindi un triestino molto giovane, capitano dell'Alma, come si prepara a questo derby? Sicuramente è affascinante tornare a giocare da 7.000 persone, è il primo sold out vero della stagione. Arriviamo da un periodo positivo, abbiamo vinto una partita in trasferta che questo ultimo periodo non è stato facile. Arriviamo con i nostri tifosi che ci sono venuti a trovarci all'allenamento, hanno cantato per noi, ci hanno incoraggiato, sono con noi e la società in primis, ma la città per noi, me da triestino lo sento ancora di più. Facendo un passo indietro, sono vista anche la tua età, il fatto di vestire la fascia di capitano, come l'hai vissuto, insomma ti ha dato, cioè l'hai sentito come una responsabilità
pesante o invece è stata una No, sì, gratificazione? sicuramente. Allora, io fin da piccolo ho sempre sognato di diventare capitano di una squadra, c'è chi sognava l'NBA, chi sognava altre cose. Per me andare al palazzetto la domenica a vedere la Serie B, prima la Serie A, poi la Serie B, e diventare uno di loro. Ho avuto la fortuna di cominciare da giovane, a 15 anni, a giocare per una squadra, e poi pian pianino mi sono guadagnato con questa fascia quando Carra ha deciso di abbandonare la pallacanestro. E detto questo, per me è stata una grande responsabilità, perché era da un po' che mancava un triestino con la fascia. Ho sempre creduto nello spogliatoio, perché non sono uno di quei capitani in cui si dà l'ultimo tiro, e quindi ho sempre creduto nell'essere collante tra i miei compagni, di poter fare qualcosa magari anche fuori dal campo. Se serve uno a cui serve un passaggio, vado io a prenderli. Se serve qualcuno che deve fare una commissione che non può, qualcosa da tradurre, comunque mi metto sempre a disposizione, poi faccio quel che posso per aiutare i compagni. Quindi è utile non solo in campo, anche fuori, si presta. Bisogna il bilancio. Perfetto. Quindi si sceglie un capitano responsabile. Ma io l'ho già trovato, questo era, questo sono arrivato io. Ma chissà, si poteva anche Noi stiamo cambiare. pensando di tesserare anche Bruni. Perfetto. Fa tutto, allora adesso mettiamo anche in campo. Dopo gli chiediamo cosa ne pensa. Ma Esatto, è il play che eravamo indecisi fra lui. Anche Michele, naturalmente, insomma, come state vivendo, insomma, innanzitutto l'avvicinamento al derby, insomma, quanto siete carichi, che responsabilità si sente? Beh, noi, a differenza di Trieste, veniamo da un momento non serenissimo, non proprio positivo, quindi dobbiamo scollarci di dosso un po' di ansia, un po' di non dico paura, ma comunque di tensione. Vogliamo fare una gran partita, vogliamo giocare al massimo, perché ci servono 2 punti per arrivare ai playoff, che è l'obiettivo minimo della stagione. Insomma, abbiamo fatto una stagione tra il terzo, quarto, quinto posto. Adesso rischiare di stare fuori sarebbe una beffa colossale, e nessuno di noi chiaramente vuole neanche pensare a un'opzione del genere, quindi sicuramente andiamo vogliosi e venderemo cara la pelle. Poi un derby, quindi a prescindere da questi 2 punti la partita è speciale, c'è chi la sente di più, c'è chi la sente di meno. Chiaramente Udinese di derby ne ho giocati fin da quando avevo 13 anni con Trieste, quindi la sento molto. Una certa esperienza. Sì, ne ho giocati anche dall'altra parte, ne ho giocati parecchi dalle giovanili in poi, e quindi niente, quindi ci stiamo preparando per un palazzetto stracolmo, un casino totale, perché sappiamo che là si fanno sentire i tifosi, e dobbiamo dare tutto per noi, per dimostrare, insomma, che l'ultima partita che abbiamo fatto non eravamo noi, era uno scherzo. E per i tifosi, insomma, che ci hanno sempre seguito, che ultimamente sono un po' delusi giustamente dalle nostre prestazioni, e quindi sarà una partita dura, ma dobbiamo fare bene. Il tifoso di basket udinese forse è più esigente del tifoso del calcio, da un certo punto di vista. Ma è un'altra domanda che mi ha fatto sempre oggi pomeriggio. No, allora, bisogna dire la verità, abbiamo fatto un grosso lavoro anche sulla tifoseria, come sapete, in questi anni, e credo che un po' il tifo udinese ci sia affezionato perché il GSA viene fuori veramente dalla suburra del basket, no? C'è la promozione, la D, la C2, la C1, la B con la wild card, e quindi non la meritavamo, retrocessi, di nuovo la C1, vinta sul campo, B e finalmente a 2. Questo percorso di 6 promozioni circa in 9 anni ha fatto sì che stratificassimo, segmentassimo il tifo, che, devo dire la verità, ci sta seguendo con numeri, adesso siamo stati, non so quanti abitanti hanno, più di 150.000, insomma più del doppio, quindi è chiaro che hanno dei numeri diversi, ma Udine, quando l'ho preso in mano, mi ricordo ancora il rumore delle scarpette, giocavamo a Cusignacco, a Mortegliano, nulla togliendo, bei palazzetti, io facevo solo lo sponsor perché non è che mi divertissi più di tanto. Poi vidi la finale con Michelic che fece questo strepitoso pseudo palazzo all'Entefiera di Udine contro
contro Montebelluna e vedi 1500 persone. E io ho capito che la cosa poteva riprendere con basi diverse e devo dire la verità che oggigiorno noi quest'anno abbiamo sfondato i 2200 abbonati. Allora io sono un caro amico di Eddie Snyder e dico la strepitosa Snyder che arrivò quinta con quel tiro da 3 punti di Cantarello, ne ricordavo altri ma non sono bravo come i presenti, contro la Scavoni in Pesaro che ci portò alla quinta di playoff e faceva 1830 abbonati. Quindi vuol dire che i numeri per noi in questo momento in rapporto a quello che è il bacino locale, provinciale, sono veramente eccellenti. Abbiamo fatto, non mi ricordo quanti sold out, 4 o 5, stiamo comunque continuando a riempire, cioè se facciamo un sold out contro Forlì, che è una buona squadra, ma insomma no, sono venuti a vedere il derby piuttosto che la Fortitudo o altre squadre del cartello, vuol dire che la città si sta volendo molto bene e ci sta rispondendo e io, come ho detto nel comunicato l'altro giorno, penso che noi si abbia un volere sociale anche, morale come morale di sport, anch'io sono un ex sportivo di altro tipo e facevo pallanuoto, uno sport un po' più ruvido, ma insomma c'è una morale di sport e non puoi, quindi non possiamo dimenticarci perché la città ci sta volendo bene, ma non la città, la provincia ci sta volendo bene e quindi siamo riusciti in un percorso, anzi ti dirò di più che il periodo di purgatorio a Cividale ci ha deudinesizzato e più fluoranizzati, cioè ci ha resi più trasversali su tutto il territorio rispetto a prima che eravamo proprio smodatamente udinesi. Io prendo sempre in giro il mio braccio destro, mica e ci dicono no, siamo sempre ultra udinese, lui è proprio l'udinese, l'ultras udinese. Allora, nel senso come di udinesità. Io non sono nato a Udine, quindi ho una visione magari più open minded e quindi la volevo un pochino più, no? E quindi in questo senso sono molto soddisfatto del risultato e credo che ci portiamo dietro anche non una pressione, perché io non la sento questa pressione, francamente, io la metto di solito, preferisco metterla che senti, però sì, mattina pomeriggio e sera, estate compresa, però io dico credo che abbiamo il dovere, ecco, dal punto di vista sociale, di dare delle risposte sul campo rispetto a quello che il pubblico udinese ci ha tanto dato quest'anno, veramente abbracciandoci in un abbraccio che io sinceramente non pensavo arrivasse proprio a questo livello. Quindi da questo punto di vista come valore complessivo. Sulla partita domenica invece penso che la pressione sia tutta su Trieste. Questa è la mia. Pesantemente su Trieste. Noi dobbiamo solo riprendere il nostro gioco e poi metterlo in atto la domenica. Se poi vinciamo pure meglio. Questa è la mia visione. Ma il mio rapporto con la tifoseria si divide in due, no? Il mio e il nostro. Il mio direi è partito come il classico friulano che arriva a Trieste, quindi No, scherzo, potete capire quante difficoltà, no, vero Andrea, ho avuto all'inizio. Poi essendo io sono viaggiato, io quello che devo dire lo dico, sa anche De Grassi, senza anche magari fin troppo, andando anche oltre, non ho problemi. Però poi in realtà questo rapporto, cioè, sono stato preso bene, nel senso hanno capito che non volevo, perché anche lì comunque si veniva da situazioni, poi bisogna anche vedere un po' dove si arriva, no? Il calcio quando sono arrivato io era, in Libricelli aveva un curatore fallimentare, il tribunale, il basket aveva fatto la storia che aveva fatto, per cui magari venivi visto come quello che andava lì, quello che ancora stava un po' in piedi magari lo portavi alla deriva totale, insomma. Bisogna anche capire un momentino in che contesto si arriva, no? Il basket in quel momento, se non era, insomma, era l'ancora di salvataggio dello sport della città, lasciando da parte insomma, la pallanuoto, che comunque la
Pallamano, che comunque ha sempre viaggiato nei loro standard che a Trieste erano presenti, si poteva rischiare il mio arrivo, questo è un altro matto, poi io avevo anche il problema di Stefanello, non è una cosa proprio così semplice, no? Dei fallimenti, c'aveva un problema di Stefanello, questo del punto bianco si è preso e portato via la squadra, quindi in questo contesto sono partito, diciamo, in una posizione di svantaggio. Adesso noi abbiamo comunque dimostrato con i fatti, con gli investimenti, con i fatti quello che volevamo fare, per cui la società ci ha seguito. Diciamo che io con la città, con il 99,9% ho un rapporto positivo, un buonissimo rapporto e anche un rapporto diretto proprio per scelta personale. Poi c'è sempre l'1% Trieste che non è mai contento, e il friulano è voluto, come dico io, e quindi il rapporto rimarrà come dappertutto. Quindi la città però ha un rapporto meraviglioso con questa squadra, questo però è un dato di fatto, no? È un rapporto che comunque è rimasto sempre anche nei momenti di difficoltà, sono le 2500 persone sempre al Palazzetto di Trieste, anche quando erano in Serie B comunque ci sono sempre state. È ovvio che adesso il risultato porta sempre ad avere maggior pubblico, poi noi come Udine praticamente tra virgolette la stessa storia, si è purtroppo avuto dei vuoti generazionali che non hanno portato ad avere un collante, quindi adesso queste due squadre hanno anche questa, diciamo, questo tra virgolette onere di riuscire a portare vicino quella fascia di età, no, che sono normalmente i più giovani, quelli che stanno durante le partite con i telefonini, invece di guardare la partita a vedersi la partita di basket. Questo purtroppo, per fortuna, lo fai solo con i risultati, no? Purtroppo adesso è un mondo che corre a 1000 all'ora, quindi se tu sei in testa, no? Come siamo noi, sappiamo tutto il mondo che ci guarda, se fai un campionato in metà classifica, quello del telefonino gioca a casa col telefonino. Questa è la verità, per cui siamo sempre costretti a correre, però il rapporto tra la città di Trieste e questa squadra è un rapporto amoroso, morboso, e io penso che difficilmente un altro sport a Trieste, nonostante il calcio abbia la sua storia, avrà questo rapporto. Triestino, correggimi Roberto se sbaglio, è un esperto di basket, tra virgolette, è un attaccato al basket, Trieste è una città prevalentemente di basket, quindi il mio è un compito in questa fase facile, sarà forse più difficile nel mantenimento. Quindi chiediamo anche al capitano allora, com'è il rapporto con la tifoseria, il fatto di essere primi rende le cose più facili o insomma crea più aspettativa? Allora io faccio sempre il paragone calcistico, cioè il paragone con l'Inter che all'inizio del campionato era prima, fino a dicembre era prima e tutti quanto la tifoseria aspettava un primo posto ha perso con Massimo Oddo che e fa conto che dopo non ti parlare dell'Udinese perché no, io sono qua per quando ho cominciato a perdere la tifoseria, nonostante fosse seconda, terza e poi quarta, sembrava che era l'obiettivo iniziale della stagione, sembrava che stessero facendo il settimo posto degli anni prima. Quindi secondo me quando abitui una tifoseria a un determinato standard, poi appena perdi 3-4 partite sembra che crolla il pavimento. Detto ciò, Trieste deve tanto ad Alma, deve tanto a Gianluca nella sua figura, perché io li ho visti gli anni prima, li ho vissuti in prima persona e erano i momenti in cui si trattava non sulle migliaia di euro ma sulle centinaia. Eravamo un gruppo di triestini che non facevano l'università la mattina e si allenavano il pomeriggio quasi. Quindi secondo me l'arrivo di uno sponsor, di una proprietà che ha creduto in noi, che ha creduto in un gruppo giovane, che ha voluto mantenere sempre negli anni comunque una struttura e uno spogliatoio, secondo me è da togliersi i capelli e ringraziare, perché se oggi la Juve sta vincendo 3-0 a Madrid, io da tifoso juventino sfegato sono qua, è solo perché c'è Gianluca. Se no, oggi era lo Romano e Canale 5, quindi... Allora ti ringraziamo doppiamente per Gianluca. quindi il fatto proprio anche di
essere partiti con questo gruppo triestino, quindi anche molto attaccato alla maglia inevitabilmente, quanto ha contribuito anche a costruire un po' il rapporto nello spogliatoio. Sicuro. Io credo che comunque il Friuli Venezia Giulia sia una culla di talenti. Io ho giocato direttamente negli ultimi anni, ma i vari Mian, Gaspardo, che adesso orbitano le giro della nazionale, sono di qui, sono della nostra zona, sono ragazzi giovani che sono fatti le ossa e adesso sono al piano di sopra e dicono la loro. Io credo che il basket deve tanto al Friuli Venezia Giulia, più che il Friuli Venezia Giulia deve tanto al basket. Quindi ad oggi il rapporto che c'è tra noi nel nostro spogliatoio e la facilità con cui magari il Giamonte Green mi dice come sei la mattina, per me è qualcosa di incredibile. Però è qualcosa che non si è costruito da oggi a domani, è qualcosa che si costruisce negli anni e con le persone più che con i giocatori. Sì, quindi insomma sicuramente c'è tanto lavoro anche per arrivare poi, insomma, al come sei che speriamo di sentire, perché credo che sia Michele, anche a te insomma un po' da Udinese Doc, insomma, intanto come hai vissuto il fatto di essere stato investito della responsabilità di capitano e poi anche un po' come vedi il rapporto con la tifoseria. Qui intanto arrivano i suggerimenti. Posso, abbiamo un colore che abbiamo lei. No, infatti perché se no non torna più. No, beh, quando quest'anno sono stato in questo fascia di capitano sicuramente è stato un orgoglio grande, come diceva Andrea. Noi che abbiamo fatto le giovanili quando avevamo 12-13 anni, insomma, vedere già arrivare in prima squadra era un'idea fantastica, poi pensare di poter fare il capitano della propria città, nella nostra squadra del cuore fin da ragazzi, era una cosa, un sogno quasi irrealizzabile, insomma, quindi diventare capitano è stato un orgoglio, una felicità immensa, insomma, e anche una grande responsabilità. Come diceva prima il mio compare, neanch'io, cioè non siamo i capitani quelli dell'ultimo tiro, del grande talento che si prendono quelle responsabilità, siamo capitani che cerchiamo di fare da collante alla squadra, di tenere insieme i vari giocatori, di capire se c'è qualcuno che c'è qualcosa, un bisogno, un problema rispetto a qualcun altro, cercare di unire il gruppo, insomma. E poi dopo se ci mettono in campo cerchiamo di fare quello che sappiamo fare, insomma, anche quello sicuramente. E quindi questo, per me rappresentare la mia città in questi eventi, in altri eventi, insomma, rappresentare la mia squadra è un motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione. E niente, poi anche noi col tifo, posso dire, ha già detto il Presidente, ma in questi anni ho vissuto il tifo quando c'era la Snaidero, l'ultima tranche, diciamo, di Snaidero, prima che purtroppo fallisse tutto, ti seguivano in casa, facevano il tifo, in trasferta si vedevano poco, anche quando si era in Serie 1, io che facevo l'aggregato, ma in trasferta 1-2 forse ogni tanto. Di arancione ce n'era poco. Invece quest'anno, ma già dall'anno della Serie B, quando sono arrivato io, cosa che non mi aspettavo, facevamo trasferte, non so, mi ricordo a Mortara, c'erano comunque 30-40 persone, facevano un pulmino, venivano su e si capiva subito comunque c'era affetto per questa squadra, oltre ogni aspettativa, almeno mia personale, oltre ogni aspettativa. E quindi penso che la squadra debba tanto comunque a questo tifo che ci supporta, perché comunque vedere sempre le stesse persone che ti seguono dappertutto. Noi abbiamo fatto una partita schifosa a Iesi con la neve, però comunque c'erano 10 persone che sono venuti a vederci con quella clima lì che non sapevi come venire giù a Iesi proprio, cioè perché con quella stata chiusa, sì. E le stesse persone che ti seguivano dall'anno della Serie B, dove appunto devi giocare in palazzetti di 100 persone devono entrare, ti rende orgoglioso di quello che fai, vuol dire che stai facendo bene, vuol dire che le persone si affezionano a te come persona, a te come squadra
Date informazioni false e quindi è molto bello, da questo punto di vista è molto bello, e quindi vogliamo fare il meglio, come ho già detto prima, sia per noi ma anche per il pubblico. Siamo degli eroi, contro la Juve che vince 3-0. Visto che insomma, ricordavi l'esperienza della Snyder, insomma, poi tu sei stato abbastanza in giro, quindi il fatto di ritornare da dove sei partito, che emozione ti ha dato? Piacevole soprattutto perché io l'ultimo anno che ho fatto di Snyder, diciamo mezzo anno di Snyder, era l'anno che poi ha chiuso Baracchi e Burattini, quindi finire la mia esperienza udinese così lasciava l'amaro in bocca. Tornare a Udine con un bel progetto, ambizioso, insomma, dove si poteva far bene, si vuole fare bene, insomma, piacere ritornare a Udine, riportare Udine e ritrovarla comunque poi in Serie A, bello. Penso che sia il piano che appartiene a questa squadra. E anche ritrovare il Carnera. E ritrovare, finalmente dopo parecchi anni, ritrovare anche il Carnera. No, non apriamo, perché siamo nel fair play, quindi non apriamo il tema al Carnera. Non si può. Non so se ci sono anche delle domande, delle curiosità. Qui abbiamo anche Spada, grazie, scusa, non abbiamo neanche salutato nel momento concitato in cui stavamo parlando. Davide si è messo strategicamente là in fondo e fa come a scuola. Non sono preparato, non mi interrogate. Quindi non so se anche i colleghi magari hanno delle domande. Posso intervenire io su una... Il Presidente può sempre intervenire. Che ha già due diciamo così, Presidenti hanno già toccato. Abbiamo avuto il 18 marzo il Presidente Petrucci qui, siamo stati ospiti all'Arena per l'Allianz Day, ha avuto molto piacere, lui viene spesso ed è molto legato alla nostra regione. Non si capacitava, l'ho dovuto dire 4 volte, come con 2 partite in casa a 85 km di distanza ci fosse un Pallarubini con 5.000 e poco più poco meno, forse sono stati 4.008 quello che è, e il Carnera con 1 euro Forlì, se non sbaglio, ricordate esaurito. E insomma il Friuli Venezia Giulia è questo, cioè abbiamo 80 km tra una città e l'altra, non si gioca in alternativa, quindi i goliziani, i pordenonesi appassionati non è che scelgono, cioè andiamo tutti a vedere pallacanestro in questo momento. Ed è la cosa più importante, secondo me, di tutto questo momento che stiamo vivendo e di cui vado estremamente orgoglioso come Presidente regionale, e devo ringraziare ovviamente i primi attori di questa situazione. Ma anche a Roma stentava a capire di come potesse essere possibile una cosa del genere. Non siamo Fortitudo Virtus, Ma stiamo lavorando. Grazie. Qui si alza costantemente l'asticella, quindi molto Ma anche deve essere imprenditori. C'è un silenzio, permetti Silvia. Ho una domanda personale al Presidente Mauro, una domanda cattiva. Cioè, come si diventa Presidente di una squadra di pallacanestro di A2 maschile partendo da Presidente di una squadra di pallavolo femminile di A2? No, allora sì. Tutti conoscono. No, ma non è così. Tra l'altro un Presidente molto focoso all'epoca. Ero anche molto più giovane, avevo molti più capelli e anche biondi. No, si diventa così, si fa quella grande esperienza partendo dalla Serie C e si arriva fino alla Serie A2, in cui esistevano ancora le lire, perché non l'ho mai fatto da euro, presidente da euro. Quindi si chiude quell'esperienza, rinuncio ad andare all'epoca a Vicenza per motivi personali, per motivi familiari, rinuncio ad andare a continuare la mia esperienza a Reggio Calabria per ovvi motivi. Da Fraforeano a Reggio Calabria era uno shock troppo grande in quel momento, sempre comunque per motivi familiari. Faccio un altro lavoro
Fortunatamente quel lavoro funziona, arrivo a conoscere la mia attuale moglie per una serie di coincidenze, mia moglie c'è dell'azienda, quelli che la comprano vogliono assolutamente dovevano avere un'immagine, vado a Trieste a cercare di comprare la triestina su input della proprietà, la triestina non si può comprare, Cosolini che non aveva in quel momento più nulla si vede da temere, dice ma perché non prendi la squadra di basket? No, la squadra di basket non mi interessa perché io voglio il calcio, cioè mi hanno mandato a comprare il calcio, no ma guarda che costa poco, ma... E io che quando lasciai la pallavolo comunque mi ero ripromesso di non tornare più nel mondo dello sport perché avevo già dato tutto per una serie di situazioni, era proprio cioè, avevo anche la fidanzata che giocava a pallavolo, quindi avevo tutte le mie valide ragioni per chiudere con lo sport, anche perché facevo un altro lavoro, una cosa che tra l'altro mi dava parecchie soddisfazioni in quel momento. Cosolini la butto là, ma costa poco, no? È sempre relativo. Quando lui mi disse la cifra era nei miei poteri di spesa perché io ero un procuratore, un manager con poteri di spesa, lo sono tuttora in anno perché quello è ancora il mio lavoro, grazie a Dio. Chiamai il proprietario e disse guarda, col marito in realtà, dice ma che cos'è? Lui mi dice ma è una cosa, ma io dico, secondo me è una cosa buona, mi chiedono 4 soldi e lui gli dico è quello che ci costa aprire un'agenzia a Trieste in 6 mesi, perché quella era la verità. Anzi, ho detto, faccio meno fatica, non devo trovare persone, ora va, se generali dentro troveremo qualche interinale, no? Cioè, effettivamente era meno rischioso in quel momento. Chiamai Cosolini dopo 5 minuti e dico va bene, quello è rimasto un po', dice ma come va bene così. E poi da lì cominciò tutto il processo. Arrivare presidente non è stata proprio una mia volontà, ma è stata una volontà della proprietà. Io avrei fatto tranquillamente il mio ruolo, che è quello di amministratore delegato. Io infatti di basket, ragazzi, l'unica cosa che di basket so è che l'unico uomo di basket che io ho conosciuto prima di arrivare a Trieste era Nino Cescuti, che era il mio professore di ginnastica. Quindi quando lui stava all'Australia, ma io... Una buona base. Sì, sì. Tra l'altro quindi io di basket tuttora ci capisco un po' di più, perché insomma sono di vedere partite, giocatori, no, io sono un uomo d'azienda e quello insomma cerco di fare nel migliore delle maniere. Trieste è stato un caso, quindi sono quelle cose della vita che dici non lo voglio più fare, però adesso sto vivendo, devo dire, un momento, grazie a loro, sto vivendo un momento straordinario anche per la mia carriera personale, insomma. Io dico, ho 48 anni, magari un curriculum, ormai io dico sempre, no Andrea, quello che ho fatto, nel senso che io non sono un imprenditore, sono un uomo d'azienda. 69 non è? Sì, però tu fai l'imprenditore, io faccio l'uomo d'azienda, è diverso, no? Quindi io dico, presidente, il concetto è, io ormai nella vita qualcosa ho fatto, non ho più voglia, ho una figlia di 8 anni, penso a quella, cioè a me portarmi a fare qualcosa ed era fuori dalle mie orbite. Io faccio l'uomo d'azienda, sto bene dove sono, ho un ruolo importante che tra l'altro non è che mi faccia dormire tanto di notte, però quindi fare questo per me è stata anche un mio controvoglia. Poi ti appassioni tutte le cose e dici vabbè, è una cosa che funziona. A Trieste da 2000 siamo passati a 5-6.000 e dici boh, ma sai che forse sto facendo bene il mio lavoro, guardi il bilancio, ti vengono fuori anche 2 euro di utili, dici, la proprietà dice però sei anche bravo a fare questo, forse è meglio che stai là. Succede così, ecco, è un'esperienza che ho anche dovuto fare perché l'azienda mi ha detto poi voluto adesso pedali, per cui però insomma, fino adesso mi è andata bene e sono felicissimo. L'importante è che siano stati uomini, non più donne. Perfetto. Allora capitano, prendiamo appunti, dare anche ripetizioni al Presidente un po' di... Va benissimo così, abbiamo un Presidente che è super umano e lo apprezziamo per questo, per la sua umanità e il suo attaccamento ai giocatori, e più che ai giocatori alle persone. Sì, direi che... Infatti
sono guardato male, io sempre Nel dubbio chiediamo conferma. Oh, però l'ultima volta che hai visto la partita con me ti ricordo come è andata la partita. meglio che compriamo l'ultima finale. Prego. Ecco, allora chiederei anch'io una cosa, perché grazie ai presidenti che hanno parlato e hanno raccontato, però adesso chiederei ai due capitani, visto che insomma il tempo qua stringe, ci stiamo avvicinando al momento del match, che cosa ci dicono uno per la sua squadra e che cosa augura per la partita all'avversario che è qua presente. Siete tutti e due, quindi alla Marzullo fate una domanda e date una risposta. Visto che questo è il terreno dell'etica, del fair play, è scontato che naturalmente farete del vostro meglio per portare il risultato ai colori della maglia che vestite, però in questo terreno avete la possibilità di confrontarvi fuori dal campo e di dire quello che farete per la vostra partita e quello che augurate all'avversario. Io credo che a noi servono 2 punti matematici per essere primi in classifica, loro servono 2 punti matematici per essere ai playoff. Io credo che noi ci prendiamo questa domenica e loro quelle dopo. Io credo che sia l'augurio che posso fare. Però sentiamo le spiegate. Ma proprio fare il contrario, no? Voglio dire, cioè, così facciamo 2-0, che un 2-0 del derby non si vede dentro, siamo anche contenti del playoff, 2-0 del derby, loro poi un po' dopo vincono e sta a postissimo. Anche perché la settimana dopo diventa pesante, tutta la settimana allenarsi, però dai, comunque che vinca il migliore, l'importante è che sia un trionfo dello sport, 7.000 persone sono sicuramente un trionfo per la nostra regione, credo che questa sia una bella partita, poi che se vinciamo di uno da metà campo, No, ma sì, ma chiaramente diceranno loro, quello è scontato perché sono più forti, cioè, in classifica, sono più in forma, quindi purtroppo c'è poco da fare, insomma, l'importante è che appunto il clima sia sereno, sia un bel clima con belle tifoserie dove ci sarà qualche sfottò per parte del gioco, però... Guarda, con Imola vi garantisco che non faccio giocare signori. Ma qui c'è già la pre-tattica del... ok. Non so se rientra proprio nel fair play, però sorvoliamo su questo dettaglio. Silvia, scusa, posso dire una cosa? Io sono un arbitro, quindi super parte. È bello il clima di questa sera, mi piace. E ricalca proprio quello che c'è scritto sullo stemma del palo. Udi si usi, lo sport unisce. La competizione, competere, tutti e due chiedono la stessa cosa, la vittoria. È normale, logico che sia così, però dentro le regole, io parlo di regole come arbitro, e ho avuto la fortuna di arbitrare quando loro non erano neanche nati, Arlingam Pagnossin, Trieste Gorizia, con Dado Lombardi da una parte in panchina e McGregor dall'altra. Non vi dico l'inferno, però è stato bello. Ecco, speriamo... A loro sta crescendo il naso. No, torniamo al clima e ai tempi di una volta. Questo mi fa piacere, in bocca al lupo e vinca il migliore. Grazie. Questo è per me. Bene, Si allora... vorrebbe gli allenatori, perché io penso alla Gorizia e ricordo Tonino in panchina. Quando diceva se per vincere la partita devo farmi buttare fuori, Però non potevamo invitarlo se il messaggio era questo. No, si accende no, poi mettono il premio perché parlano di Trieste mi ha già premiato. Allora se dobbiamo restituire il premio non è il caso. Bene, allora io direi che insomma grazie, confermo, è stato sicuramente molto piacevole come confronto, speriamo naturalmente che sia bello, animato anche il derby. Sicuramente splendido, no? Quindi vinca il migliore. Eccoci, allora adesso facciamo una foto conclusiva con